L'organizzazione dei campi profughi della Grecia e le differenze con l'Italia. Ad Atene la gestione dei centri di accoglienza è pubblica e la retta mensile per ospite è inferiore rispetto a noi. Gli abitanti del Kosovo chiedono all'Europa di poter espatriare senza visti. Le attuali penalizzazioni colpiscono soprattutto i giovani che vogliono recarsi all'estero per studio o lavoro. Rappresenta il simbolo del cambiamento dopo la tragedia della guerra. Si intitola Terzo Paradiso, l'opera che l'artista italiano Pistoletto ha donato al Museo Nazionale di Sarajevo. Una mostra allestita a Trieste racconta il forte impatto che le leggi razziali annunciate da Mussolini 80 anni fa, proprio nella città giuliana, ebbero sulla comunità ebraica locale. Il terzo posto della Polonia al mondiale di calcio spagnolo vinto dall'Italia rappresentò la rivincita di una nazione alle prese con gravi problemi. Le vicende sportive e sociali ripercorse in un libro. Eleonas è il campo migliore che ci sia in Grecia, però certo non è questa la vita che sognavo. Non è una vita normale, anche se noi cerchiamo di adattarci. Sì. 46 anni, siriano, una disabilità fisica che ha reso ancora più traumatico il viaggio dalla sua terra all'Europa attraverso la Turchia. Mohammed è uno di quelli che ce l'ha fatta. La mia richiesta di asilo è stata accettata, ora però ci vorranno mesi per avere i documenti. No, non resterò in Grecia, andrò in Olanda perché lì c'è mia sorella. Da noi restano solo le persone meno qualificate, gli altri appena possono vanno in Nord Europa, commenta un po' sconsolato Dimitri Georgadis, laureato a Bari, direttore del centro d'accoglienza per richiedenti asilo di Eleonas, alla periferia nord-ovest di Atene. Qui abbiamo solo 2 laureati su quasi 1500 persone. Questo è uno dei 4 campi profughi della Grecia continentale, 3 sono ad Atene, 1 a Salonicco, poi ci sono i 5 sulle isole, fra cui quello famigerato di Moria a Lesbo. Cosa significa per una persona che è stata in un campo sulle isole arrivare ad Atene? Molta differenza. Ha speranza, siamo una struttura aperta, tutte le gente possono entrare, possono uscire qualsiasi ora. Ad Eleonas il 40% degli ospiti è siriano, il 35% afgano, poi c'è un'altra ventina di etnie diverse. La retta è di 150 euro al mese per ospite, molto meno che in Italia, ma la differenza fondamentale rispetto ai nostri centri d'accoglienza è che qui la gestione è pubblica e non affidata in appalto all'esterno. I manager sono dipendenti del governo e le organizzazioni non governative svolgono solo attività mirate di alfabetizzazione, inserimento sociale oppure orientamento al lavoro. Potete fare quello che volete tramite regole. E il rispetto di queste regole vi causa dei problemi? No, non causa dei problemi. Possiamo dire che come siamo noi, come è la popolazione dei greci, degli italiani. Anche in Grecia i tempi di risposta alle richieste d'asilo sono molto lunghi. I dati ufficiali dicono da 6 a 12 mesi, ma in realtà ci vuole molto più tempo. Noi siamo contrari all'idea stessa di campo profughi. Per quanto possa essere bene organizzato, è il pilastro di un sistema di accoglienza che non funziona. E non funziona perché l'Europa ha deciso di trasferire le sue risorse dalla gestione ordinata dei flussi migratori alla protezione dei confini. Questo è un colossale errore strategico. Danish Refugee Council è una storica e solida associazione nata in Danimarca nel 1956. Opera nel settore della seconda accoglienza, quello degli appartamenti protetti, simili ai nostri SPRAR. In Grecia sono 3.000 e diventeranno presto 5.000. Accordandosi con la Turchia, l'Europa ha voluto dare l'impressione di aver risolto il problema dei migranti. Invece lo ha solo spostato di qualche centinaio di chilometri più a est. Ma i profughi restano profughi, esseri umani in stato di bisogno, dovunque si trovino. Allontanare il problema non significa risolverlo.
Dallo scorso novembre a Belgrado si susseguono ogni sabato massicce manifestazioni contro il governo del premier Vučić. A fine dicembre circa 30.000 persone sono scese in piazza nella capitale serba per chiedere il rispetto della libertà di stampa e indagini indipendenti sull'omicidio del politico serbo del Kosovo Oliver Ivanović, oppositore di Vučić, e sul pestaggio del deputato Borko Stefanović della Sinistra Unita. Il Kosovo chiuso in gabbia, così lo ritrae l'artista Fatmir Varaku in uno dei tanti video in cui si chiede di sostenere la libertà di circolazione in Europa. Il Kosovo è infatti l'unico paese dei Balcani a non avere ancora ottenuto la liberalizzazione dei visti. I suoi cittadini possono viaggiare nei 26 stati dell'area Schengen soltanto dopo aver richiesto il visto anche per ragioni turistiche, da 1 giorno a 3 mesi. Il processo per superare questo ostacolo è stato avviato dall'Unione Europea, ma la decisione finale sarà politica ed è tutt'altro che scontata. Il vice responsabile dell'ufficio dell'Unione Europea a Pristina è un italiano, Riccardo Serri. È una forma di liberalizzazione che è stata concessa, di facilitazione, diciamo, che è stata concessa ad altri cittadini della regione e per la quale il Kosovo ha fatto parecchio, nel senso che gli è stato chiesto di migliorare la propria legislazione nell'ambito dell'anticorruzione, per esempio di migliorare quello che è la gestione dei flussi migratori. Quindi tutta una serie di condizioni che l'Unione Europea nel suo complesso ha posto al Kosovo sul piano legislativo, sul piano amministrativo ed altro. Il Kosovo ha ottemperato a tutte queste condizioni che sono state imposte e quindi manca un accordo finale a livello dell'Unione Europea. Nel senso che la Commissione Europea ha attualmente proposto agli Stati membri di approvare questa liberalizzazione. La palla adesso passa agli Stati membri e quindi al Consiglio, a Bruxelles, che dovrà decidere in materia. Il commissario europeo Johannes Hahn ha ipotizzato potrebbe essere approvata nel 2020, ma il processo si è reso più complicato dopo la decisione del governo di Pristina di raddoppiare i dazi per le merci importate da Serbia e Bosnia-Erzegovina. Provvedimento che la stessa Unione Europea ha chiesto che venga revocato. Hi, I'm Zana. I'm 28 and from Kosovo. In questo video si fa l'esempio di una ragazza di 28 anni, imprenditrice, che rinuncia alla possibilità di festeggiare il compleanno in Europa. È stato realizzato da Kosovo 2.0, una società che produce anche un giornale cartaceo e online, fondata dalla giornalista Besa Luzzi, una dei tanti giovani rientrati in patria dopo aver studiato e lavorato all'estero. I think ultimately we're talking about a human rights. È una questione di diritti umani. Il Kosovo è un piccolo paese di 1.800.000 abitanti che sono letteralmente imprigionati. Non ci sono scuse politiche o di altro tipo per mantenere ancora questa situazione. La liberalizzazione dei visti permetterebbe ai giovani semplicemente di viaggiare. Non si tratta di visti lavorativi e questo viene impedito in una nazione dove i giovani sono la maggioranza della popolazione. La procedura per ottenere il visto è complessa e costosa e non sempre va a buon fine. Su oltre 90.400 richieste presentate dai kosovari nel 2017 alle ambasciate dei paesi dello spazio Schengen, ne sono state rifiutate poco più di 17.000, il 19%. Schengen Visa è il titolo di una popolare serie TV in onda su YouTube e sulla radiotelevisione pubblica kosovara. Racconta le disavventure attorno a un'immaginaria ambasciata che rilascia l'agognato visto e l'argomento visto torna anche in tante puntate del programma della giornalista radiofonica Behare Bayraktari, dedicato ai temi giovanili. Se crediamo nella libertà garantita dall'Europa, allora dobbiamo credere anche nella libertà di circolazione, che è importante sia per gli europei che per i kosovari. Senza di essa non c'è alcun futuro per i giovani del Kosovo. Sarajevo e Michelangelo Pistoletto, una relazione che dura da 25 anni, da quando nel 1994 il maestro italiano donò alla città una sua opera, La Porta dello Specchio, pietra angolare intorno alla quale prese vita il progetto Ars Evi, ideato da Enver Hadjiomerspahic, Ennio, una collezione di opere dei maggiori rappresentanti al mondo dell'arte contemporanea, donate alla città sotto assedio come simbolo di resistenza della cultura alla barbarie del nazionalismo e alla guerra.
Anni dopo, quando l'interprete dell'arte povera scrive il manifesto del Terzo Paradiso e ne disegna il simbolo, è a Sarajevo, nel plateau di Skenderia, che ne progetta una rappresentazione concreta. Una sinergia positiva che non è mai vista prima a Sarajevo. Il Terzo Paradiso è una riconfigurazione del segno matematico di infinito. Tra i due cerchi contigui, simbolo dei poli opposti, viene inserito un terzo cerchio centrale. Una riproduzione del Terzo Paradiso è ora custodita all'ingresso del Museo di Storia Contemporanea di Sarajevo. È un simbolo concreto di cambiamento, è praticamente una formula. Il Terzo Paradiso è anche la trinamica, la dinamica del numero 3. Due elementi compongono sempre un terzo elemento che non esisteva e quindi è la creazione, che può essere usata a livello proprio della comunicazione, dei rapporti più semplici. È proprio uno e uno fa tre, io e te facciamo tre. Tre è la nuova società. L'installazione è stata resa possibile grazie agli speciali rapporti che uniscono Italia e Bosnia-Herzegovina in campo culturale. L'Italia è assolutamente un paese cruciale per la cultura della Bosnia-Herzegovina, siamo molto amati e la cultura italiana può essere il ponte che riunisce le anime del paese. Far venire Pistoletto con un'opera che è un omaggio alla multiculturalità del paese è il segno della fiducia italiana per il futuro di questo paese. Insieme al Terzo Paradiso, Pistoletto ha donato al Museo di Storia una nuova opera, il luogo di raccoglimento multireligioso e laico, uno spazio suddiviso in 5 sezioni disposte attorno a un'area centrale che ospita il metro cubo d'infinito, 6 specchi con la superficie riflettente rivolta verso l'interno. Ogni credo resta coerente con se stesso, ma è consapevole dell'esistenza degli altri e può considerare la possibilità di un punto di contatto. L'arte ha una funzione simbolica e io ho portato qui un simbolo di connessione che può creare effettivamente un cambiamento. Ma bisogna non soltanto avere degli ideali, bisogna pian piano capire come tramutare gli ideali, l'ideale di una capacità di convivenza in una pratica. Il Museo di Storia Contemporanea di Sarajevo custodisce la mostra permanente dell'assedio, campionario delle nefandezze della guerra recente, ma anche della creatività della resistenza. Lo status di questa importante istituzione non è ancora definito dalla fine della guerra. In un paese in cui tutto è ancora diviso, nessuno vuole prendere in carico un museo che parla di una storia comune dei popoli della Bosnia-Herzegovina. Non siamo nelle migliori condizioni, ha detto la direttrice del museo. Nelle sale potrebbe far freddo, ma per noi l'opera di Michelangelo Pistoletto rappresenta un grandissimo onore, oltre che una responsabilità. Ce ne prenderemo cura perché questa installazione ci riporta nella mappa artistica e culturale del mondo. È molto importante il messaggio che Michelangelo con la sua opera consegna ai visitatori, il messaggio del rispetto, il rispetto come base per il dialogo, come inizio di tutto, un obiettivo che il Museo di Storia condivide profondamente. Vogliamo essere uno spazio aperto di discussione su ogni tema, anche sui temi più difficili che riguardano il nostro passato recente. Il problema di scottante attualità è quello razziale. Occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca delle superiorità nettissime. Benito Mussolini il 18 settembre del 1938 annunciò a Trieste il varo delle leggi antiebraiche, leggi che furono subito e con solerzia promulgate da Vittorio Emanuele III. Le leggi razziali distrussero una comunità, le pratiche discriminatorie con l'espulsione degli ebrei dalle scuole e dall'insegnamento dalle professioni furono l'introduzione e la premessa della successiva Shoah. L'impatto delle leggi razziali sulla comunità israelita di Trieste è raccontato da una mostra nel Museo ebraico Carlo e Vera Wagner della città giuliana. Curata da Annalisa Di Fant, Matteo Perissinotto e Tullia Catalan, la mostra racconta come una comunità perfettamente integrata nella società, nel bene e nel male, dopo il discorso del duce e una capillare campagna propagandistica, perse ogni diritto.
Questa frase, basta, qui siamo finiti, è pronunciata da Dino Italo Levi il giorno del discorso di Mussolini, 18 settembre del 1938, ed è pronunciata dopo aver sentito un suo carissimo amico con cui partecipava all'attività del GUF dire «Buttè fora Levi». È una reazione che per il testimone è assolutamente inaspettata, ma che fu condivisa da tante persone. Ma perché il Duce scelse Trieste per annunciare le leggi razziali? Trieste è un laboratorio di razzismo già dalla fine dell'Ottocento. Qui convivono, già da quel periodo, un razzismo antisemita di carattere politico e l'antislavismo. Questa città ospita la terza comunità ebraica italiana dal punto di vista numerico ed è una delle comunità in Italia più importanti per i suoi rapporti internazionali con altre comunità ebraiche, ma anche per la sua rilevanza dal punto di vista economico. Da qui parte anche da Mussolini esplicitamente il percorso di discriminazione, lo annuncerà proprio usando la parola razza, e sarà la prima volta, e lo userà solo un'altra volta poi, non lo userà mai più di nuovo, il termine razza, in un comizio. La mostra è un racconto di infamie e soprusi, delle azioni fatte per fare carriera nell'università, nei giornali, nelle aziende pubbliche, per appropriarsi delle proprietà ebraiche, oppure per eliminare concorrenze commerciali, testimonianze che sfatano il mito di un regime fascista che diventa antisemita solo perché succube di Hitler. Il percorso del razzismo di Mussolini è un percorso autonomo che però va assolutamente iscritto in quella che è tutta la politica razzista a livello europeo. Ci sono altri paesi che proprio nel 1938 avvieranno le leggi razziali, con le premesse di un percorso razzista già iniziato dal fascismo proprio con l'antislavismo e con le leggi coloniali. Ma i visitatori come percepiscono la mostra? Quello che ci restituiscono è il fatto che molti aspetti di questa storia non fossero ancora noti. E un esempio per tutti è lo zelo amministrativo con cui sono state applicate le leggi, che colpisce molto chi visita la mostra. Mostra che rimarrà aperta fino al 29 marzo. DC mondiale del 1982 e a tutti vengono in mente quei giorni magici che regalarono all'Italia il terzo titolo della sua storia. Zoff, Gentile e Cabrini pronunciati dalla voce calda di Nando Martellini e poi i gol di Paolo Rossi. Ma c'è una nazione che in Spagna incrociò per 2 volte il cammino degli azzurri e per la quale quel torneo ebbe un'importanza, se possibile, ancora maggiore. La cavalcata della Polonia di Zibi Boniek, arrivata fino allo storico terzo posto, è ripercorsa in un libro del giornalista Alberto Bertolotto, che a fine novembre ha inaugurato il Festival del calcio balcanico del circolo torinese Polski Kot. Un volume che entra nelle pieghe di una vicenda poco conosciuta e carica di significati che vanno ben al di là del pallone. Perché quella squadra, partita per la Spagna, mentre in patria era in vigore la legge marziale e a Roma sedeva sul trono di Pietro Karol Wojtyła, divenne il simbolo di quanti lottavano per ottenere libertà politiche e civili. Quella nazionale rappresentò davvero una finestra sul mondo, di un mondo, quello polacco, che aveva perso proprio i contatti con l'Occidente, isolato a Oriente, con il suo sindacato principale reso libero pochi mesi prima, Solidarność, messo al bando, il suo leader arrestato, Lech Wałęsa, insomma in anni di fermento in Polonia e con un papa polacco a Roma, Karol Wojtyła, questo terzo posto fu veramente un miracolo. La vera finale per la Polonia si disputò tuttavia il 4 luglio al Camp Nou di Barcellona, quando Boniek e compagni si trovarono di fronte l'Unione Sovietica. In palio c'era la semifinale con l'Italia, ma il valore di quella sfida andava molto oltre. Polonia bastava un pareggio per avanzare alle semifinali, dove avrebbe poi incontrato l'Italia.
e quello 0-0 fu forse ancora più una festa più del terzo posto. Una partita, quella con i sovietici, macchiata solo dal cartellino giallo che impedì a Boniek di disputare la semifinale con gli azzurri, anche se qualcuno ha malignato sull'assenza del capitano, già promesso sposo della Juve, e che di certo rese più agevole il compito dei ragazzi di Berzo. Senza Boniek poi fu un'altra Polonia. Boniek era il leader carismatico di quella nazionale, anche se un grandissimo giocatore che disputò forse un mondiale superiore a quello di Boniek, senza segnare se non solo un gol, ma come giocatore totale fu Lato, che era il capocannoniere del mondiale 74. Piccoli e grandi segreti di una squadra che, sconfiggendo la Francia nella finale del terzo posto, riuscì comunque a regalare un sorriso a una nazione che impiegherà ancora molto tempo a uscire dal tunnel della repressione. Ma il mondiale di Karol fu di certo una tappa importante e fino ad ora sottovalutata in quel cammino di libertà.